Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Una buona giornata a tutti e ben ritrovati anche in questo mercoledì 10 febbraio nel nostro appuntamento con le stelle. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, c'è grande fermento di idee e di progetti da realizzare con gli amici o la dolce metà. Siete dinamici, però il gruppo è la vostra forza, il motore vincente. Con il partner gira proprio bene, dagli amici apprendete la leggerezza, un'arte in cui loro sono maestri. Toro, non è il caso di tremare per un clima piuttosto teso al lavoro oggi e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle vostre aspettative. Non permettete che i turbamenti emotivi interferiscano con la vostra naturale concretezza, metteteci coraggio e un pizzico di iniziativa. Gemelli, la luna oggi si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità, uno spirito brillante e scanzonato vi accompagna per passare la giornata nel migliore dei modi. Fiato sospeso su una faccenda che vi sta a cuore, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Una modifica radicale nel metodo consente un ottimo rendimento. Le finanze sono nelle grazie del cielo, mutui, prestiti a tasso agevolato e vecchi debiti presto in riscossione. Leone, un cambiamento appena effettuato vi allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti vi facevano sentire al sicuro. Discussioni accese sulle questioni che vi interessano di più, tenete d'occhio affari e investimenti. Vergine, Marte e Urano spingono forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. Esplorate nuovi territori soprattutto nel settore lavorativo. Da sempre vi caratterizzano immediatezza nell'azione, eccezionale senso pratico, tempismo perfetto e una tenacia che raggiunge gli obiettivi, ma oggi forse un po' di più. Bilancia, congiunta a Venere la Luna ha effetti prodigiosi sulla sfera sentimentale, una nuova conoscenza si prospetta fin da subito come l'anima gemella. Le amicizie sono ancora da coltivare, dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e carica vitale. Scorpione, grande protagonista e assillo è per voi il lavoro, con le ambizioni personali che divergono dalle esigenze dei vostri cari. In arrivo spese extra per casa e famiglia, appare difficile conciliare la vita professionale con quella familiare, ma riflettendoci non è poi impossibile. Sagittario, sul lavoro non riuscite a esprimere con precisione i vostri obiettivi, ne deriverà poca chiarezza nelle strategie adottate e nelle alleanze, siate più decisi. Smettetela di negarvi ogni slancio emotivo per timore di un rifiuto o per la paura di diventare vulnerabili. Capricorno, decidetevi ad andare incontro a chi potrebbe concedervi un appoggio e consigliarvi conoscenze interessanti e utili in ambito lavorativo. Con l'amore siete un po' ai ferri corti, confusi e demotivati, cercate nuove emozioni ma fate attenzione però alle spese. Acquario, tutto oggi sembra andare in direzione ostinata e contraria rispetto alle aspettative. Intralci non preventivati scompigliano la tabella di marcia. La quotidianità presenta percorsi ad ostacoli da dribblare con agilità, diverbi familiari invece da appianare con morbidezza. Pesci, mercoledì sostanzialmente tranquillo, assecondate la voglia di svago, relax, buona e stimolante compagnia, i sentimenti però vanno tenuti sotto chiave. Finanze instabili, evitate passi falsi, consigliandovi prima di agire con una persona esperta. È tutto per oggi dalle stelle di Radio.0, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0